calendario nazionale della Disciplo, se ci dà la testa, dove la vittoria le porga la chioma di Roma, il Dio la creò. Una corona da parte dell'avvocato Paolo Sardos Albertini, presidente del Comitato per i Martiri delle Foibe e della Lega Nazionale, accompagnato dal presidente dell'Associazione Nazionale Arma Cavalleria, Alipio Mugnaio. E venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Se potesse evitare di mettersi, scusi, Credo
Oggi tutti i morti attendono una preghiera, un gesto di pietà, un ricordo di affetto. E anche noi siamo venuti qui per innalzare le nostre povere preghiere e deporre i nostri fiori e nei nostri cuori. E per il loro sacrificio. Cari amici e soprattutto carissimi ragazzi, la retorica della memoria non serve a molto se non comprendiamo a fondo quello che è accaduto su queste terre da parte dei partigiani comunisti di Tito tra il settembre del 1943 e il febbraio del 1947 e da guerra finita. Per non tradire ancora gli esuli fiumani, istriani, dalmati e le altre vittime innocenti è il nostro dovere ricordare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nei 40 giorni di terrore, di occupazione della città da parte di Tito, degli uomini di Tito, migliaia di persone vennero gettate in questa foiba e in altre voragini solo perché avevano la colpa di essere italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia. Legati tra loro col fil di ferro, per molti la morte non arrivava subito, ma dopo lunga agonia dovuta alla lacerazione della carne e alle ferite riportate nella caduta. In quegli anni e in quei giorni, inoltre, la propaganda antireligiosa portata avanti da Tito si è macata anche del sangue di Don Bonifacio, sparito nella notte dell'11 settembre del 1946 perché rappresentava un ostacolo inaccettabile alla diffusione dell'ideologia comunista. Vivissimo era l'allarme e lo spavento, invadeva tutti, scrive Monsignor Santini. In città dominava la violenza contro tutto ciò che era italiano. Queste le sue parole. Le persone prelevate finirono nei foibe o nei campi di concentramento come quello di Borovnica, anticamera della morte. È stato l'olocausto delle foibe, un eccidio di massa la cui dimensione dei cadaveri si misura in metri cubi. Sono tantissime le testimonianze per anni hanno tenuto sotto il silenzio o peggio denigrate, che oggi almeno la considerazione di vedersi riconosciuto. Grande merito ai produttori del film Terra Rossa, che ha portato all'attenzione dell'opinione pubblica questa parte della storia per troppo tempo tenuta nascosta. La crudezza delle immagini rende in parte il dramma di Norma Cossetto, una giovane italiana di 24 anni di Santa Domenica di Visinale, che il 25 settembre del 1943 venne prelevata dai partigiani jugoslavi per essere poi legata a un tavolo e violentata da 17 animali prima di essere gettata nuda in una foiba sopra un letto di altri cadaveri istriani con le braccia legate con fili di ferro e i seni pugnalati. Onore ai martiri delle foibe, viva l'Italia, viva Trieste! Stragi che vanno a toccare quindi la nazione italiana, ma anche quella slovena e quella croata, perché in realtà la logica di questo disegno criminoso è stata una sola. Tito, con lo strumento del terrore, stava realizzando la sua rivoluzione comunista. Parlo in tante occasioni, però vi confesso che parlare oggi è diverso. Vi dono il mio impegno e soprattutto conto di portare a casa la vostra forza, la forza di chi ha combattuto per anni contro il silenzio, contro l'ignoranza, contro l'ipocrisia. Sotto questa terra c'è la carne, c'è il sudore, c'è il sangue, c'è la polvere, ci sono le lacrime. Sono contento che ci siano ragazzi che uniscono il paese da sud a nord nel nome del rispetto e della memoria per costruire un futuro migliore, e farò tutto quello che è nelle mie possibilità di vicepresidente del Consiglio perché su tutti i banchi di tutte le scuole la storia italiana non si fermi, non ci siano morti dimenticati, non ci siano stragi dimenticate. E per questo faccio affidamento su insegnanti, su donne, su uomini, su educatori liberi, che portino in classe il passato
perché il futuro non riproponga mai orrori simili. Ringrazio chi ha coltivato e custodito la memoria dell'eroico sacrificio di questi italiani, perché se oggi siamo qua in migliaia è grazie a chi per 40, 50, 60, 70 anni non ha mai smesso di onorare il martirio di questi fratelli e di queste sorelle. Grazie, io conto su di voi, vi porto nel cuore e vi abbraccio uno per uno. L'impegno lo manterrò, caro Presidente, fin da lunedì, durante l'apertura dei lavori della prossima sessione del Parlamento europeo. Ricorderò le vittime delle foibe di Basovizza, perché tutti quanti sappiano ciò che è accaduto e mai possa più accadere. Viva Trieste, viva l'Istria italiana, viva la Dalmazia italiana, viva gli esuli italiani, viva gli eredi degli esuli italiani e viva coloro che in ogni momento, indossando un uniforme, difendano la patria, ma difendono soprattutto i valori della nostra Italia. Viva sempre la nostra patria, viva l'Italia! I